Al via la terza corsa della seconda gentleman del pomeriggio, 1 Caribalil, 2 Crisallen, 3 Barolo Gorif, 4 Cisoro Sodina Oil, 5 Billy Pan, 6 Banca Italia Sun, seconda linea 7 Champs dei Greppi. Favori netti per Billy Pan numero 5, macchina che accelera e stacca con la velocità iniziale di Crisallen e Barolo Gorif che si avvantaggia e insiste nella sua offensiva. A largo c'è anche Billy Pan. Crisallen però rientra bene a Barolo Griff che è costretto a cercare di accodarsi in seconda posizione. C'è l'inserimento però di Caribalilla che gli impedisce di trovare la corda e al largo scatta Billy Pan. Billy Pan in poche battute si porta su Crisallen e ottiene strada in 400 metri, 28,8 comunque la spesa per il favorito, che conduce così dopo 500 metri di gara e va via sul ritmo. All'esterno si impegna Champs dei Greppi, 600 iniziali in 44,3, in vantaggio Billy Pan, seconda posizione per Crisallen, poi in terza c'è Barolo Griff, Caribalilla, mentre all'esterno la progressione di Champs dei Greppi, giro in 59 secchi da parte del battistrada, Billy Pan che ha chiuso netto favorito. Champs dei Greppi si impegna all'esterno di Crisallen e intanto il chilometro se ne va in 1,14,2. Arriva la dritta, può cercare di riattrezzarsi Champs dei Greppi che sopravanza Crisallen, va in seconda posizione. Gli altri faticano a progredire, 400 al palo con Billy Pan nettamente in vantaggio, Champs dei Greppi accorcia il distacco e cerca di andargli in scia, ma per il momento non è ancora a ridosso. Billy Pan in vantaggio ai 200 conclusivi, entra in vantaggio addirittura d'arrivo. Champs dei Greppi prova ancora a spostare all'esterno. Champs dei Greppi va su Billy Pan che si difende lungo la corda, insiste ancora Champs dei Greppi, finale con Champs dei Greppi che passa e vince su Billy Pan a terzo posto per Citrosodina Oil. Percorso davvero notevole quello di Champs dei Greppi che non ha mai visto la corda, praticamente ai 500 finali ha potuto sistemarsi in seconda posizione, poi è tornato all'attacco aggressivo al completamento della curva finale e sul palo è passato di una testa sul rivale Billy Pan che aveva provato a metterla sul ritmo. Champs dei Greppi però oggi con Nicola Del Rosso per conto di Roberto Biagini e del signor Nicola Del Rosso stesso come proprietario, era davvero in edizione superlativa. Vittoria per Champs dei Greppi e Nicola Del Rosso.